Eccoci qua, benvenuti all'appuntamento con il sindaco che oggi in realtà è con il vice sindaco e assessore all'ecologia di Catania Massimo Pesce. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuto. Grazie Il a voi. sindaco di Catania è impegnato in una riunione istituzionale a Roma, noi abbiamo grande piacere ad avere lei, anche perché dobbiamo parlare di argomenti che riguardano l'ecologia. Cominciamo prima di tutto con le condizioni di Piazza degli Eroi d'Ungheria, di cui abbiamo mandato un servizio non su questa rete, su Antenna. Ecco, francamente le immagini che ora vedremo sono sconcertanti, è una discarica a cielo aperto, i cittadini dicono, ma come noi paghiamo la taglia più alta d'Italia e poi i risultati sono questi. Vediamo il servizio, poi lei avrà modo di commentarlo e darci anche spiegazioni. Prego. Pedoni costretti a passare sulla sede stradale con il rischio di essere investiti. Una carreggiata ristretta, porte dei negozi chiuse per il fetore che ammorba l'aria. Benvenuti a Piazza Eroi d'Ungheria, simbolo di una Catania dove l'emergenza rifiuti non si riesce proprio a debellare. E se in alcune zone della città si registrano progressi, da queste parti gli unici movimenti sono all'indietro. Passi del gambero che indignano e che sdegnano. E io pago le tasse, questi signori non vengono mai sanzionati, abusivi, non abusivi, non si è capito, ma perché non hanno i loro contenitori per poter conferire questa spazzatura differenziata, non differenziata, quello che sia? Non si può vivere così a Catania. Per la puzza siamo costretti proprio a chiudere anche le porte perché proprio non si può respirare quest'aria così pesante. E paghiamo la spazzatura più cara d'Italia e il risultato è questo. In questo punto non si raccoglie la spazzatura da oltre una settimana ed ora dopo ora l'accumulo aumenta. A microfoni spenti, con la certezza di non essere inquadrati per paura di ritorsioni, alcuni residenti di via Eugenio Barsanti puntano il dito contro gli ambulanti che di notte riversano scarti di frutta, carta, cartone ed immondizia varia. A questi si aggiunge una buona parte di popolazione che continua a non differenziare i rifiuti. Per gli uni e per gli altri l'unica soluzione sarebbe la videosorveglianza, rimedio per stanare gli incivili. Assessore Pesce, come mai questa situazione? Beh, intanto devo dire che il servizio è davvero completo, mi fa piacere perché è bravissimo Tonino De Mana, perché intanto con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue sostiene che comunque c'è stato un miglioramento, un progresso in altre zone della città e questo va a merito di tutti, dei cittadini nostri, della vostra emittente che sottopone a noi tante segnalazioni. Infatti le micro e macro discariche che ci ha visto impegnati nel 2025, tantissime sono state per fortuna debellate. E quindi questo è il primo dato. Un cittadino diceva paghiamo la Tari più alta d'Italia e questo è il risultato. E io direi il contrario. Purtroppo con questi comportamenti si arriva a pagare la Tari più alta. Detto questo, è evidente che questa è una delle situazioni che ancora abbiamo in città diciamo non buone, su cui dobbiamo intervenire immediatamente. Sempre Tonino De Mana parlava di videosorveglianza ed ha ragione, perché laddove abbiamo debellato questo tipo di fenomeni siamo intervenuti certamente bonificando l'aria, sicuramente con un pattugliamento, un presidio da parte della polizia locale, ma poi con un servizio di videosorveglianza serio. Quindi metterete le telecamere, vuol dire quindi io quello che dirò, dico questo, appena ovviamente finirà la trasmissione chiamerò immediatamente l'azienda e faremo bonificare questa notte stessa l'area. Immediatamente pattuglieremo, chiamerò il comandante Peruga che certamente sarà disponibile a intervenire e pattuglieremo quella zona in modo da impedire a questi incivili che ogni notte conferiscono illecitamente lì i rifiuti e successivamente speriamo nei prossimi 2 o 3 giorni di poter installare immediatamente una telecamera, perché oggi per fortuna abbiamo già acquistato altre telecamere, abbiamo una disponibilità e ancora maggiore lo avremo nei prossimi mesi di telecamere e quindi speriamo di intervenire e soprattutto di intervenire e debellare il fenomeno. Ma ci fa piacere questa sua risposta così articolata e ricca, perché veramente importante. Forza Tonino, allora. Per sanare gli incivili ci potrebbe essere l'aiuto delle guardie ambientali. Ne abbiamo parlato con il sindaco anche alcune volte. Ecco, ma
Quando entrano in servizio, questi come si chiamano? Ispettori ambientali. Ispettori ambientali. Sì. Quando entrano? Allora, noi abbiamo ovviamente tramite avviso pubblico che è stato pubblicato fino credo i primi di gennaio, c'è stato un avviso pubblico dove si poteva aderire, accolte le adesioni abbiamo formalizzato una commissione che ha verificato i requisiti di questi possibili ispettori ambientali. Credo che in questi giorni abbiano completato il loro lavoro, quindi aspettiamo lo sblocco dei fondi della Ragioneria, perché è un servizio, direttore, molto interessante, certamente di volontari che hanno a cuore anche il bene della città, ma ovviamente noi diamo un piccolo rimborso spese, quindi tipo un servizio di protezione civile equiparato certo. a quelli di protezione civile, quindi daremo un rimborso spese, quindi la Ragioneria sbloccherà queste somme che noi già abbiamo accantonate, e quindi io spero che già dal prossimo mese li potremmo vedere in giro appunto a presidiare magari non queste macro discariche ma delle micro discariche, per convincere, sensibilizzare il cittadino a conferire agli orari giusti e con la frazione di rifiuti corretta. Quindi avranno compiti soprattutto di deterrenza. Assolutamente sì, non sanzionatorie, e infatti per questo con il comandante, con l'assessore alla Polizia Municipale abbiamo pensato anche di un servizio quasi congiunto, cioè di ispettori ambientali diffusi sul territorio secondo un'organizzazione, ovviamente grazie alle segnalazioni delle aziende che ci segnalano i punti critici della città, e ovviamente affiancati da pattuglie della Polizia Municipale che possono intervenire in caso che si debba procedere a sanzioni. Avete già quantificato quanti potranno essere complessivamente questi? Allora dovrebbero essere tra 40 e 60. Ah, però non pochi, eh? Sì, non sono. Speriamo di poterlo addirittura incrementare. Incrementare. Il nostro obiettivo l'obiettivo del sindaco è di averne almeno 80-100 in città. Oh, benissimo. Nei prossimi. Intanto partiamo con questo. Seguiremo anche quelli. Grazie. Altra domanda: state pensando a nuove isole ecologiche nel centro storico? Potrebbero tornare utili, soprattutto perché sappiamo che ci sono moltissimi B&B e quindi Sì. con tutti i disagi che non ai proprietari, ma diciamo procuriamo. Sì. Allora, noi quelli che vengono lì. abbiamo già installato 3 isole ecologiche intelligenti molto grandi, una alle Salette a San Cristoforo, una in Piazza Viceré e una a Piazza dell'Elefante a Librino. Ne installeremo una quarta nei prossimi 10 giorni al Corso Indipendenza. Queste sono quelle, diciamo, isole ecologiche molto grandi. E poi abbiamo pensato, ormai già in fase di collocazione, a delle isole ecologiche intelligenti per sostituire le isole ecologiche interrate che già persistono in città e che non sono nei fatti funzionanti ma diventano delle micro discariche. Ce ne sono diverse, penso dal Largo dei Vespri, Largo Cutuli, Piazza Trento, Largo Aquileia, ce ne sono tante, sono una decina in città, e oltre a queste 10 noi installeremo altre 4, quindi 14 isole ecologiche intelligenti in queste 10 postazioni che già esistenti, e 4 che pensiamo su Piazza Turiferro, Piazza Asciuti, in via Plebiscito, proprio per il motivo che diceva lei, cioè perché lì insistono tanti B&B e quindi c'è la possibilità di disfarsi del cartone, della carta, del vetro, della plastica, possono seguire senza gli orari. la cadenza settimanale. Esattamente. Del resto, come tutte le altre città moderne, sono presenti. Esatto, è un problema che riguarda un po' tutte le città. Ma quindi proprio occorre che cosa in questo caso? Documento? Con la carta, ecco, grazie per la domanda, carta d'identità o tessera sanitaria per aprirsi, e poi con un pedale si apre la botola e si inserisce. Quindi o carta quella elettronica? O carta d'identità elettronica o tessera sanitaria. Tessera sanitaria, perfetto, grazie. Allora andiamo avanti. Hanno preso il via i lavori di potenziamento dei sistemi di raccolta delle acque piovane in via Domenico Tempio e nelle 3 arterie che vi confluiscono. Un intervento, ecco, stiamo vedendo le immagini, da 267.000 euro, finanziato interamente con fondi comunali, finalizzato a contrastare in modo definitivo il rischio di allagamenti in una zona storicamente critica durante le piogge più intense. E sono bellissime queste immagini, è bello anche vedere, finalmente non è vero che nelle strisce, nelle piste ciclabili non ci sono i ciclisti. Sì, sì. Prego. In realtà quella è una pista ciclopedonale, infatti io spesso ci passo. La utilizzano anche molti turisti perché si passeggia in grande sicurezza. Detto questo, io partirei un po' dal passato. Quella strada
è stata sempre interessata da un allagamento a prescindere dalla presenza della pista ciclopedonale che adesso insiste sulla sede stradale. Però per ovviare appunto a questi allagamenti si è pensato un intervento, in questo dobbiamo dare merito all'assessore Petralia, l'assessore Giovanni Petralia alle manutenzioni, che si è occupato su indicazioni del sindaco appunto di trovare una soluzione, e la soluzione prospettata è quella di intervenire con in realtà l'ampliamento dei sistemi di presa d'acqua che ci sono esistenti su queste 3 strade che sono una sorta di affluente sulla strada, sarebbero via Stella Polare, via del Principe e via Santissima Assunta, se non sbaglio. Quindi ampliando appunto questi sistemi di presa d'acqua si presume che arrivi meno acqua, e ovviamente sulla sede stradale, ma invece in queste caditoie che poi sono acque bianche, quindi arrivano fino al mare, e speriamo poi che a lavori ultimati, i cantieri sono operativi, quindi stanno lavorando, speriamo a cantieri ultimati, con le prossime piogge possiamo vedere appunto gli effetti positivi. Sarebbe un ottimo risultato, perché lì è una zona critica. Grazie, facciamo una pausa adesso. Poi torneremo con il vice sindaco Pesce e le vostre domande per i WhatsApp lo vedete lì 342 74 55 005. Forse fate in tempo anche a mandare qualche mail, in quel caso utilizzate questo indirizzo, forse comparirà fra poco, Sicilia24focus @telecolor.it. Eccolo qui, lo vedete sul lato sinistro. Allora, breve pausa, poi dopo di nuovo in diretta con il vice sindaco di Catania Massimo Pesce. Bentornati, siamo in diretta con il vice sindaco di Catania Massimo Pesce, è il momento delle vostre domande, eccole qua, vedete il WhatsApp sempre lì sul lato destro dello schermo. La regia mi può indicare se possiamo già mandare il primo messaggio, eccolo qua. Pulite via Dusmet, lato Villa Pacini, la sera sembra un deposito al cielo aperto, a proposito di pulizia, sembra un deposito al cielo aperto di attrezzature abbandonate. Via Dusmet, lato Villa Pacini. Beh, prendo l'appunto, devo dire che quella è una zona che noi obiettivamente attenzioniamo molto, una zona anche a traffico turistico, quindi Villa Pacini, Via Dusmet, le strade limitrofe sono molto attenzionate. È vero anche che sono molto trafficate e molto frequentate e certe volte oggetto appunto, come dice il telespettatore, di abbandoni. Però ovviamente segnalerò un ulteriore controllo, perché se il cittadino sta facendo questa osservazione evidentemente avrà motivi per farli, quindi farò verificare immediatamente oggi pomeriggio. Perfetto, grazie. Andiamo avanti con le vostre domande. I vigili che controllano i rifiuti errati controllano solo le zone di Catania, li mandi nelle periferie. Guardi, è una cosa che non è vera, perché il comandante della polizia locale ha organizzato un lavoro appunto di contrasto, soprattutto il venerdì, diciamo, il giovedì sera, venerdì mattina, perché indiscriminatamente quando si conferisce l'indifferenziato il catanese mischia tutto, e devo dire che vanno per zona, quindi non credo che ci sia assolutamente una distinzione tra periferia e centro. Purtroppo il fenomeno è molto diffuso e quindi ci sono dei controlli sia in periferia che al centro. Vorrei aggiungere al lettore una cosa, che per esempio nelle periferie, dove insistono magari più macro discariche, noi abbiamo interventi molto più importanti con le telecamere e quindi inevitabilmente vengono sanzionati attraverso le telecamere. Faccio un esempio su tutti, una via che vi siete anche intestati voi, via Callio per Fondo Romeo, come no? È chiaro, è periferia, e più che controlli ormai con le telecamere vengono sanzionati sistematicamente le persone, vengono anche deferiti all'autorità giudiziaria. La strada è quella. La strada è quella, quindi i controlli sono dappertutto e le modalità magari sono differenti, ma i controlli sono sia in periferia che al centro. Andiamo avanti con altre vostre domande e osservazioni. Buongiorno vice sindaco, lungo il tratto di marciapiede dell'ex ospedale Vittorio Emanuele, anche in questo momento dice, è spesso punto di abbandono di rifiuti, mobili, materassi. E là però si potrebbe attenzionare la zona, è piuttosto squallida, grazie. Questo dice, allora abbiamo detto
tratto di marciapiede Sì. dell'ex ospedale Vittorio Emanuele. Sì, lo conosco. È il fenomeno tipico purtroppo della nostra città, del lasciare gli ingombranti per strada senza utilizzare i 6 centri comunali di raccolta che abbiamo in città e la possibilità di chiamare le aziende che si occupano di questo servizio e avere un appuntamento per il ritiro. Purtroppo ci sono alcune fette di popolazione, dei nostri concittadini, che non si abituano a questo sistema molto semplice per conferire l'ingombrante in maniera civile e continuano ad abbandonare. Ha ragione questo lettore, perché lì purtroppo è una zona in cui interveniamo spesso. Ma è facile raggiungere queste aziende? Che ci sono numeri di telefono diffusi? Sì, ci sono numeri verdi e telefoni cellulari, e poi dipende dai momenti. Il ritiro avviene quasi sempre entro i 5 giorni lavorativi, ed viene concordato, quindi voglio dire... Quindi uno lo fa nel momento in cui sa che questi stanno per arrivare. Esattamente, non lo sì. fa così. Magari telefoni, chi telefona oggi e gli viene detto che il ritiro verrà effettuato lunedì deve aspettare lunedì, ovviamente. Certo. Andiamo avanti, vediamo ancora altri messaggi se ci sono già. Gentile vice sindaco, la città ha bisogno di meno parcheggi e più marciapiedi? Lo dice forse ironicamente. Quando partiranno i lavori annunciati in passato al sindaco per la riqualificazione e l'ampliamento di questi ultimi, in questo caso marciapiedi? Un saluto e grazie, si firma Martina Arecco. Cioè dice meno parcheggi, più marciapiedi. Non è ironico, tutt'altro. Vabbè, ci vuole, secondo me, in questa città occorre tutto. Occorre certamente che ci siano più parcheggi, e il sindaco su questo sa che occorre dare delle risposte, certamente migliorare le strade, perché le strade purtroppo ci sono parecchie vie della nostra città dissestate, quindi bisogna intervenire, e anche sui marciapiedi. Il sindaco lo ha già detto, credo forse anche qui, che appunto c'è un intervento importante con dei fondi piuttosto consistenti che consentiranno una riqualificazione di marciapiedi e strade, certamente non di tutta la città, ma di larga parte. Quando parlate di strade, parlate dunque anche di marciapiedi? Sì, anche i marciapiedi saranno interessati. Ce ne sono alcuni che saranno interessati, perché ha ragione la lettrice, la telespettatrice, perché è vero, ci sono alcuni marciapiedi che non sono in condizioni, appunto, anche per chi ha bambini, il passeggino, il disabile, quindi è giusto intervenire. No, è importante quello che ha detto lei, che cioè nel momento in cui ci sarà l'intervento sul fondo stradale, diciamo, avverrà anche qualcosa laddove è necessario un intervento sui marciapiedi. Ok, grazie. In via a Longo da 15 giorni già si è sdraiato un frigorifero. Saluto ingombrante. Poco dopo via Antonino Longo. Poco dopo il semaforo sul lato sinistro. Che fare? Lo facciamo ritirare, ovviamente, però è il problema che dicevo poc'anzi. C'era qualche cittadino che non va, magari il frigorifero è complicato andare al centro comunale di raccolta, ma il ritiro davanti alla propria abitazione è assolutamente possibile. Del resto, se l'ascesi in strada, bastava scenderlo in strada concordando l'appuntamento. Su questo devo dire, direttore, perché vedo che ci sono molti interessati, faremo una comunicazione ad hoc, ora vediamo, sia per i numeri di telefono, per gli orari, per il ritiro e quant'altro. Io osservavo questo adesso mentre lei parlava, l'ascolto, ma nel frattempo stavo ascoltando, cioè la gente parla quasi sempre di questa cosa qui, della sporcizia, dei rifiuti e le cose. È uno dei il tema questo, e devo dire anche un po' il traffico. Perché questi sono gli argomenti ma è giusto, anche perché la gente vuole vivere bene. È chiaro che una città con più verde, con pochi rifiuti, pulita, è chiaro che è una città più vivibile, dove c'è più benessere, dove si sta meglio. È quello che abbiamo detto anche ieri. Su questo dobbiamo lavorare. Non so se vi siete arrabbiati. Abbiamo fatto questo bel servizio. Catania è bella ma sporca. Facciamo un sorriso, però è giusto, ma è vero, Catania è bella, è sporca. Spesso il problema è che spesso si attribuisce la responsabilità della sporcizia per strada soltanto all'amministrazione, mentre certamente noi magari il servizio sarà sempre da migliorare, però occorre necessariamente la collaborazione da parte del cittadino. L'abbiamo visto anche prima. Io dico sempre, certamente è un
un diritto avere la città più pulita, ma è un dovere non sporcarla. Assessore Piacce, buongiorno. Com'è? Riguardo a Piazza Santa Maria di Gesù, è stata restaurata pochi mesi fa e ora è di nuovo è stato di degrado. Sì, io intervengo, però dico, Piazza Santa Maria di Gesù non penso che sia in una situazione di degrado, purtroppo lì insistono una scuola, un'attività diciamo, di food, e quindi spesso i ragazzi la invadono per trascorrere la giornata e poi la lasciano sporca. E devo dire che tra l'altro Piazza Santa Maria di Gesù è una di quelle piazze interessate dalle isole ecologiche, perché lì c'è un'isola ecologica interrata brutta, bruttissima, tra l'altro, pessima, spesso... Però c'è. Però c'è, e però sarà sostituita, perché a breve interverremo per appunto demolirla, e lì verrà collocata un'isola ecologica intelligente e di ultima generazione, e speriamo che questo contribuisca e in questa è un'occasione per esempio lì per poter far sostare gli ispettori ambientali, ecco, per sollecitare, per incentivare anche l'utilizzo. Ecco, questo faranno, faranno questo, quindi speriamo che possa migliorare. Però dico, sicuramente ogni tanto è sporca, però non credo che sia in una situazione di degrado Piazza Santa Maria di Gesù. Certamente l'attenzioniamo, è una bellissima piazza, tra l'altro è stata totalmente riqualificata, quindi, però dico, l'attenzionerò, può essere che il nostro concittadino abbia delle immagini odierne che a me mancano, e quindi magari approfondisco appena finire la trasmissione. Bene, grazie, ci fa piacere che ci dica questo. Allora, le isole ecologiche servono a poco, dice, se il cittadino è ignorante nel differenziare, stiamo leggendo, e soprattutto vile e sporco. È anonimo, ma insomma... Sì, vabbè, dice le cose che abbiamo detto noi in maniera un po' più brutale. Le isole ecologiche, è vero, servono a poco se il cittadino non le utilizza. Ha perfettamente ragione. Diciamo questo è il tema. Così, ma è poi la verità, perché le isole ecologiche, diciamo quelle fisse, i cosiddetti CCR, vengono utilizzate tantissimo, direttore, tantissimo, davvero. Abbiamo dei dati di affluenza, no, assolutamente, abbiamo dei dati enormi di affluenza enorme, tutte e 6, e anche quelle di periferia, quindi non c'è distinzione, anzi quelle di periferia più di quelle del centro. Ora, con queste che noi installeremo, che sono più forse a portata del cittadino perché sono più di prossimità, speriamo di migliorare la situazione. Certo. Allora, andiamo avanti. Buongiorno. È incredibile l'inciviltà della viabilità. Siamo passati a un altro argomento, viabilità. In tutta la zona, via Plebiscito, zona Cibali. Mai, e dico mai, si vedono vigili in servizio. Sì, questo periodicamente ce lo dicono. Non si vedono i vigili in servizio in queste zone. Ripeto quali sono: via Plebiscito, zona Cibali. Nonostante i tantissimi vigili in arrivo, è imbarazzante, altro che Catania capitale della cultura. Per favore, mandatecelo, grazie. Questi sono, abbiamo detto, via Plebiscito, zona Cibali, vigili in servizio. Guardi, io credo che proprio voi avete fatto un servizio un giorno su una task force che si è recata in via Plebiscito, se lei ricorda. Come capisce bene, la città è grande, le esigenze sono tante, non si può andare sempre in via Plebiscito, non si può andare soltanto in via Cibali, non si può andare solo in via Umberto e così via. Quindi è vero che i vigili adesso sono diciamo, con un gruppo nutrito di uomini e donne che sono in strada appunto a contravvenzionare, a sanzionare, a far rispettare le regole. La città è grande, quindi magari il nostro concittadino si concentra più su queste zone per qualcosa, magari un qualche interesse personale, perché ci vive e magari ha le sue ragioni, però io posso assicurare che il comandante della polizia locale organizza i servizi su tutta la città. L'impegno che posso assumere è che appunto mi farò portavoce con il comandante per attenzionare un po' di più queste zone. Bene, grazie. E questo è un po' il nostro compito. Grazie a voi e grazie naturalmente all'amministrazione che ce lo consente. Cosa si può fare per risolvere il problema sportizia in Corso Sicilia? Dovuto anche ai tantissimi senza tetto, questo dice che urinano e gettano i rifiuti. Purtroppo è vero. Allora, intanto Corso Sicilia è un discorso a sé stante, perché come lei ben sa c'è un cantiere, è un cantiere che riqualificherà tutta quella zona, quindi sarà, io mi auguro,
bellissima, totalmente rigenerata. Il Ma tema, quando? I lavori, adesso il sindaco credo che abbia detto proprio qui che Sì. doveva interessare l'azienda, l'ha interessata, e se voi andate, io ci passo ogni giorno, il cantiere ormai è davvero in movimento e si vede che celermente procede. Bene. Quindi, Scusi, l'ho interrotto. no, prego. no, si figuri, ha fatto bene. E quindi dico, è interessata a questi lavori e devo dirle che con il cantiere presente è più complicato pulire le parti che non sono interessate dal cantiere. Detto questo, il problema che pone il nostro concittadino è un problema di carattere più sociale, perché purtroppo la presenza dei senza tetto è un problema, perché queste persone, i nostri concittadini pure loro, hanno questa abitudine, necessariamente vogliono vivere all'esterno, è una loro cultura del vivere, e noi abbiamo anche difficoltà quando dobbiamo intervenire, perché dobbiamo intervenire con le unità di strada, con la presenza della polizia municipale. Voi avete fatto un servizio ieri sotto gli archi della Marina, Esattamente. e per intervenire questa notte siamo dovuti intervenire proprio con la polizia locale, perché li ha dovuti fare spostare, abbiamo dovuto pulire. È un problema sicuramente esistente, credo che ci sia in tutte le città, noi lo dobbiamo ovviamente affrontare e affrontare bene. Quindi è un problema non solo dell'amministrazione sociale. Più sociale, ma sicuramente sociale. più sociale. E infatti, ripeto, quando noi interveniamo con 3 assessorati, perché interviene la polizia locale, interviene i servizi sociali e poi l'ecologia per effettuare poi la pulizia. Grazie, ci fermiamo qui, ringraziamo molto Grazie, il grazie. vice sindaco di Catania Grazie. e assessore Pesce. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi e grazie a voi per averci seguito. Buon pomeriggio.